Amici bellini, perdonate un po' il ritardo, non è perché stessi guardando la Lazio, non mi interessa, o meglio, Cremonese ancora è entusiasmante per la lotta per non retrocedere, ma lo vedrete nell'out of context, vedrete perché dovevo evitare certi rumori. Ma abbiamo screenshot, abbiamo un'analisi proprio delle cose che non sono andate e vi accenno già un possibile cambio di modulo che a me sconfinfera per certe cose, e se torna Di Lorenzo si può fare. Cominciamo. Allora, non so a quanti interesserà, però io ringrazio voi che avete cliccato su questo video per un'analisi un pochino a freddo di quello che si poteva far meglio. Poi abbiamo visto, rispetto alle altre cose che sono successe in campionato, è un punto d'oro, ma proprio dorato. Quindi, però noi al di là del risultato vediamo quello che si poteva far meglio. Lasciate per favore un like e anche un hype, i punti hype che da cellulare si possono mettere, e vi ringrazio tantissimo anche perché ultime 3 partite, cantafalci eccetera eccetera, poi ci sarà da tuffarci sul mercato, ci sarà da parlare insomma del prossimo allenatore se non dovesse essere Conte, insomma molte cose con cui ci possiamo divertire. È l'estate del mondiale, ma pensiamo alle cose nostre. Ci spostiamo? Prendo prima questo cavetto qua per un motivo che non è questo necessariamente, dove ha segnato Bonazzoli. A me hanno spiegato che battere la Cremonese è dovuto fare 4 gol alla Cremonese, non hai fatto niente con la Cremonese, 1-0 Cremonese. Adesso la Lazio ne fa 5 e stiamo a posto. Però, visto che ho letto di alcuni si sono divertiti a scrivere del rigore di Politano su Rodriguez, che ho guardato bene, dopo lo osserviamo, di questo pugno in petto a Højlund non ne vogliamo parlare, Non ne parliamo perché negli highlights estesi, quelli da 20 minuti, ci fanno vedere 6 replay di Politano su Rodriguez, che tra l'altro chiariscono che Politano non lo tocca proprio e si vede bene dalla ref cam. Ma di questo replay qua, come vedete, le immagini sono tutte sfocate perché sono dovuto a riprendere la partita originale, e sono fortunati che c'è il palo per lo mezzo, perché se io vado a scorrere passa proprio il palo nel momento, boom, la palla non c'è, cioè la palla la sta crossando Alisson. Se tu a palla lontana non è che ti dici vabbè a schermo sai un blocco, no, proprio boom. Posso anche zoomare un pochino, si vede bene, boom, proprio un pugno in petto. Non fa niente, perché dimentichiamocele quelle che ci hanno fatto uno dietro l'altra nel periodo clou del campionato. Non fa niente, assolutamente no. Ma quando mai? Dammelo un rigore al terzo minuto dove avevamo anche cominciato bene perché avevamo ancora quel coraggio di giocare nella pressione. Poi dopodiché, quando McTominay perde quella palla che porta all'occasione di Duvikas, il Napoli perde un po' di coraggio e quindi non riusciamo a uscire più bene. Però se la partita, con i se e con i ma, se la partita comincia così e De Bruyne segna, parliamo di un De Bruyne sfogliato, proprio una sfogliatella. Parliamo di un De Bruyne demotivato che pensa al mondiale, o parliamo di un De Bruyne che, guarda un po', se lo avessimo avuto tutto l'anno, un po' come il Milan, perché il Milan senza Modric si squaglia, il Napoli senza De Bruyne non si è squagliato del tutto, ma sarebbe stato importante. Con i se e con i ma non si fa, però qualcuno ne parli. Quindi ci rispostiamo, facciamo conto che non è successo niente, voi lasciate un like e io cambio scavetto. E ci spostiamo tutti insieme a vedere come calcia il Como su insomma la calcio d'inizio, con questo nuovo modo. Non è quello di Vitigna che tira direttamente fuori, non è il lancio del portiere, così è un campanile. Analisi tattica. Di Da Cunha, vedete il pallone sta qua, facciamolo in rosso perché sennò non si vede il pallone, proprio campanile che poi andrà a ricadere in questa zona. E Fabregas l'ha anche detto, noi non siamo ancora bravi come quelli del PSG, ma cerchiamo di mettere in condizione i giocatori avversari di sbagliare, e quindi un campanile. Il sole ce l'aveva alle spalle, in realtà noi dovevamo sfruttare il primo tempo dove era Butez che aveva il sole in faccia.
Però un campanile, aggredisci la seconda palla, cosa che loro hanno fatto meglio di noi per tutto il primo tempo, e quindi infatti Rrahmani non prende benissimo di testa, poi il Napoli si sistema, la scambia bene e cambia lato. Questa purtroppo è la palla che perde McTominay, vedete, raddoppiato da Cugna e Nico Paz. Nico Paz ha fatto il partitone, voglio, è proprio il partitone, l'ho detto nell'altro video, proprio la partita che vorrei vedere fatta da De Bruyne, l'ha fatta Nico Paz, perché da sottopunta si abbassava continuamente a dare uno sbocco all'impostazione del Como e non sempre Buongiorno l'ha seguito, e lì è una questione di scelta, è una questione di non scoprire poi la difesa, perché lasci Rrahmani in 1 contro 1 con Dúvikas, e gli stessi Diao e Baturina si scambiavano molto, quindi ci creavano grosse difficoltà. In questo caso il Napoli non ha seguito a uomo, cercavamo di stare, questa è una delle cose che non mi ha fatto impazzire, specialmente la posizione di Lobotka, che doveva guardare Perrone ma voleva anche dare una mano qui, e quindi eravamo un pochino in inferiorità a centrocampo, il che mi può far pensare ad un certo punto che con un Di Lorenzo abile e arruolabile forse si può fare anche qualcosa di diverso. Non lo so, perché Conte potrebbe tranquillamente mettere Di Lorenzo braccetto e continuare con questo modulo fino alla fine. Però la possibilità di fare qualcosa di diverso, se ci fossero altre squadre, ma mo teniamo Bologna, che sono leggibili con il 4-2-3-1, secondo me una cosa si può fare, ma andiamo avanti. Certo che se Guti non fosse rimasto un po' più dietro, attratto dal Diao che va in profondità, qua sarebbe stata tranquillamente fuori gioco su questo filtrante di Nico Paz, e quindi niente da fare. E invece purtroppo qua Guti non segue la linea, è anche il quinto lui, quindi non dovrebbe stare più dietro dei 3 centrali. Fa una grande cosa Vanja Savic, che non solo accenna all'uscita ma senza far fallo, senza affondare sui piedi, ma crawling riesce a toccare il pallone. Io questo non l'avevo notato dal vivo, dico Dúvikas ha sbagliato, doveva tirare subito, e invece gli sposta il pallone di modo che Dúvikas, quando aggira il portiere, deve fare quel tocco in più per metterlo poi sul sinistro. Quindi questo intervento non è da sottovalutare. Poi ottimo salvataggio di Rrahmani che ci tiene in piedi. Qua per esempio lancione di Politano di prima, la famosa pallata Osimhen di Spalletti, qua l'aveva fatto il movimento De Bruyne, qua una finezza Højlund avrebbe potuto di tacco dargliela sulla corsa, Perrone che stava seguendo De Bruyne non ci sarebbe arrivato, quindi qua ci sarebbe stata la possibilità poi di un cross e dell'arrivo. Questo è Guti addirittura che stava arrivando, e poi la palla invece Højlund temporeggerà per darla a Alisson e perdiamo poi tempo e ripartono loro. Idem qua, ecco perché vi parlo di Di Lorenzo, perché qua Beukema il movimento lo fa, come vedete ha seguito e dà la possibilità a Politano con la sua sovrapposizione interna, ma Politano non gliela dà, non si fida, sa che le caratteristiche non sono ideali, fa un'altra scelta, e questa è l'azione che porta a quella trivella dall'altra parte che porterà al contropiede. Vedete come si abbassa Nico Paz, qua vince il duello con Lobotka che non riesce ad anticiparlo, quindi lo usa come perno e riparte con tutto il campo davanti, e a questo punto vedete che è leggermente in ritardo perché eravamo sbilanciati in avanti Gutiérrez, e quindi Diao si ritroverà da solo. Bello il passaggio sulla corsa di Nico Paz. Diao fa quel passo che poi permette però a Vanja di uscire, fa un'uscita proprio da calcetto, quando ci dicevano sempre, no, a giocare a quello, non rimanere in porta, perché se rimani in porta chi ti sta per tirare ha tutto lo specchio davanti. Se tu invece vai addosso a quello che sta per tirare, gli copri sempre di più lo specchio, e in questo caso l'unica possibilità che aveva Diao è o di andare in mezzo alle gambe, ma lui cade bene, o di fare uno scavetto, ma non ce l'ha fatto. È qua che non mi siamo piaciuti. Sappiamo che Butez è un libero aggiunto e quindi devi scegliere se ignorarlo o se andarlo a prendere. Siamo stati un po' indecisi, a volte lo abbiamo fatto, a volte no. In questo caso però va addirittura Lobotka ad aggredire il portiere, il che significa lasciare Perrone da solo, e significa anche aver scoperto un pochino la difesa, perché qua Buongiorno sta seguendo
Nico Paz. Quindi immaginate come eravamo scompaginati in questo caso, con Højlund su un centrale e De Bruyne sull'altro, e non deve essere secondo me Lobotka là. Ecco perché in questo caso ne faccio anche una questione di modulo, avendo noi due mediani. Se nessuno può andarsi a prendere il portiere, non vorrei lanciare Lobotka a fare tutti questi metodi. Buongiorno aveva seguito Nico Paz, ma poi viene attratto da quel buco che resta al centro e quindi lo lascia troppo solo. Nico Paz in questo momento è assolutamente solo, pronto a ricevere. Il Como sviluppa, però ci ha creato tutte le difficoltà del mondo questa sua posizione. In questo caso manca anche un McTominay che era in avanti, poi se perdi palla in avanti devi accettare che il rischio te lo sei preso, e anche in questo caso non mi piace. Questa è l'occasione che porta a quel tiro di Baturina deviato. Baturina fa questo movimento qua, è lui, e fa questo movimento qua anche perché Diao è andato dall'altra parte. Il famoso scompaginare quando alterni gli esterni crei un sacco di problemi, anche perché in questo caso vedete Alisson e Gutiérrez non stanno marcando nessuno. Che rimanete a fare là? Come vedete sì, ci sono degli accoppiamenti qui e qui, ma qui ci sono due uomini che non stanno marcando nessuno. In questo caso ancora Paz che trova l'imbucata. Bravi anche gli avversari, e bravo Savic perché la palla sbatte su Beuke, ma Savic si stava già buttando dall'altra parte e riesce ad avere il controistinto per andare a piare sto pallone. Sarebbe stata una beffa clamorosa. La giocata codificata, ve la ricordate? Appena parte il pallone, il terzo uomo già parte in profondità. Qui un servizio per Højlund che viene a prendere la palla qui e stavolta riesce a mantenere l'avversario alle spalle, controlla bene e scarica per Gutiérrez. McTominay è già partito. McTominay è partito con tutta la forza che ha, e in questo caso è il McTominay sottopunta, non è più mediano perché al 60esimo è entrato Anghissà al posto di De Bruyne, quindi si sono scambiati. E in questo momento un'ottima giocata di sponda quindi di Højlund e un bellissimo lancio di Gutiérrez in profondità sulla corsa di McTominay, che purtroppo non riesce a inquadrare la porta da qua, che sembra una cosa assurda per un giocatore del suo calibro. La palla finirà sull'esterno della rete, aveva varie opzioni insomma per segnare, ma qua era secondo me anche un McTominay ancora dolorante, perché la botta l'aveva presa, Ramon gli entra assolutamente nelle gambe, cade anche male, è già tanto che ci sia arrivato su quel pallone. E poi la storia del calcio si stava per fare con questo tiro a giro di Politano, che viene dall'azione su cui si sono lamentati per il rigore che non c'era, e quindi prende un palo clamoroso, e questo è il momento in cui il Napoli si è sentito un pochino più forte, dice forse loro stanno calando un pochino, possiamo spingere, e dalla ref cam si vede benissimo che Politano mette più che altro il piede per coprire un possibile tiro o un cross, ma qua già sta cadendo Rodriguez, quindi non ci fate ridere onestamente. Parliamo del pugno che ha preso Højlund se volete, e ci rispostiamo dall'altra parte perché devo preparare l'altro cavetto per le pagelle. Eccoci qua, ci spostiamo. No, è ancora la partita, fine primo tempo, no, non ci interessa. Quindi partiamo da un Vanja Savic scusa Paolo, mi diverto, con un 7,5 che vince il premio Riali perché mette le mani su questo pareggio in maniera importante, e come sapete in maniera molto banale, quando il tuo portiere è il migliore in campo non sono soddisfatto al 100% della partita. Così come anche se una partita la perdi e il portiere avversario è il migliore in campo, vuol dire che tu il tuo dovere l'hai più o meno fatto. 6+ per Buongiorno, che insomma 7,5 onestamente non lo capisco, l'ha sofferto molto la posizione di Nico Paz, era il suo uomo, poi se Nico viene sulla sua sinistra si deve staccare Beuke, ma insomma salgono i voti probabilmente per il clean sheet, così come il 6,5 a Rachmani ha questa valenza. Poi lui chiede il cambio, Conte ci ha spiegato, ha detto lo dobbiamo anche un po' gestire, sentito un po' di affaticamento, i rumori ricominciano e quindi 6- per Spinazzola che entra per dare una mano sulla fascia, un tiro bloccato ricordo e poco altro. 6 per Politano, mi aspettavo qualcosa in effetti non ha fatto null'altro se non quel palo e qualche pallata, si porta il 6, così come McTominay che forse qua 6 un po' generoso onestamente, ma va così. Il 6 per Lobotka, anche lui secondo me in grande difficoltà, ma tutti queste piccole insufficienze se lo possono dividere anche con Conte. 6 per Højlund,
pugno nello stomaco, nel petto. 6 per Gutierrez, 5,5 per De Bruyne, se lo prende lui il premio Michu. In effetti in quel primo tempo non è riuscito a dare tantissimo in quella posizione e poi viene sostituito. Non facciamo insieme, sto leggendo tante scemità. Poi vediamo, poi vediamo. 5,5 per Conte, sono tutto un po' mischiati. 5,5 per Conte, che condivido. 6 per Beukema, per me 6 più, perché almeno ci ha confessato, ci ha detto, ci ha spiegato il piano gara. 5,5 per l'arbitro, va bene, un piccione che alla fine doveva darci quel rigore, ma vabbè, non fa niente. 5 più per Anghissà, sempre quella cosa del più, non è colpa tua se non ce la fai più fisicamente, altrimenti Anghissà deve giocare titolare e il filtro che lui fa anche con la sua sola presenza è importantissimo. 6,5 per Santos, che ci ha provato nel primo tempo, è stato uno dei pochi che è riuscito comunque a superare l'uomo e a creare delle potenzialità, e siamo questi siamo, anche perché è una cosa che non mi è piaciuta tantissimo di Conte, è che abbiamo fatto solo 2 cambi, il cambio di De Bruyne per Anghissà e il cambio di Rachmani per Spinazzola. Un Elmas ci poteva stare, secondo me un Gilmour ci poteva stare, poi non sappiamo come stanno fisicamente, perché possiamo pure scoprire che non erano in grado di entrare, però sai, cos'è proprio quella, invece no. La sensazione che abbiamo avuto tutti è che il pareggio andava più che bene. Poi può piacere o no questa cosa, l'importante è capire se ti va bene o no. E un po' di esperienza, evidentemente. Guardate la classifica, non si vede benissimo, però insomma molto dipenderà dalla Roma, non vedo l'ora di andarla a vedere. E quindi io vi ringrazio, vi chiedo un like finale, vi chiedo di stare sul pezzo e di non mollare, perché io non mollo assolutamente, continuo a divertirmi a fare analisi senza avere sembra quasi che sai poco. Allora, pregiudizi, e mi vorrei anche andare a vedere il recupero, la rimontona della Lazio, perché al di là di tutto secondo me la possono rimontare, hanno tutte le potenzialità per farlo, però non ci facete ridere, sempre non ci fate ridere. Da New York, Valerio Fluido è tutto, un abbraccio e un bacio.